Seconda corsa, un confronto per cavalli di 3 anni, non vincitori di 5.000 euro in carriera. Doppio chilometro per 8 partecipanti. Ci sono stati i ritiri di Favoloso Mark e Filosofia Grimm. A prendere il via saranno all'1 Flash Mark Daniele Cuglini, 2 Forest Roberto Vecchione, 4 Fender Bay Luca Lovera, 5 Francesco Pax Davide D'Antoni, 7 Febe Waiselle Maurizio Cheli, 8 Favela Ferma Alessio Di Chiara, 9 Floyd Alessio Vannucci, 10 Feng Di Casei Roberto Ruvolo. Start che inizia ad accelerare, con cautela Fender Bay che non tocca l'ala, macchina che accelera, si prepara al lancio. Stacca solo Forest che scavalca in breve Flash Mark, all'esterno Francesco Pax, quando si approccia ora la piegata. E Forest è al comando nei confronti di Flash Mark, di fuori è rimasto Francesco Pax, in corda Febe Waiselle, già in seconda pariglia Feng Di Casei che precede in corda Floyd, all'esterno Favela Numero Ferma, 4 Fender Bay squalificato. 15,9 per i primi 200 metri di corsa, molto tranquilli, con i quali Forest ha preso l'iniziativa e gestisce il ritmo dalla posizione d'avanguardia. 31,6 per i primi 400 metri di corsa. Sulla curva di destra, affrontata per la prima volta, Forest guida nei confronti di Flash Mark, all'esterno Francesco Pax, in pariglia Feng Di Casei, poi ancora Febe Waiselle. Non cambia nulla con il gruppo compatto, 4 allo steccato, 3 all'esterno, che vanno a portarsi verso il completamento del primo giro di corsa, che il leader Forest passa in 1,3,5 sul piede dell'1,19. Forest al comando, Francesco Pax all'esterno, Feng Di Casei che attende in pariglia, in corda Flash Mark, non cambia assolutamente nulla quando siamo nei pressi della metà gara, passate in 1,19,6, 16,1 di frazione. Tende a muovere Favela Ferm, trova però l'anticipo da parte di Feng Di Casei che si scopre e cerca di aggirare Francesco Pax, il quale reagisce e allora si ritorna tutti in pariglia. 15,2 davanti alle tribune, leggera accelerazione, ma gruppo che non cambia la sua composizione, con Forest al comando e Francesco Pax all'esterno. Sbaglia Feng Di Casei, in corda rimane Flash Numero Mark, 10 poi Feng Di Casei squalificato. 15,1 per la curva di destra, attacca Francesco Pax, si difende Forest, poi Flash Mark che prova a non perdere contatto, quindi Favela Ferm sul passo. Quando siamo all'imbocco dell'ultima curva, 14,7 la retta di là, 2,4,6 per il miglio di gara, insiste all'attacco Francesco Pax che prova ad impensierire Forest, il quale lo controlla per il momento all'ingresso della dirittura d'arrivo. Forest in vantaggio, Francesco Pax al suo esterno, poi Flash Mark, galoppa Favela Ferm, quindi Febe Wise, Forest in vantaggio, galoppa anche Francesco Numero Pax. 8 Forest Favela Ferm squalificato. Finale deve soltanto completare il percorso. In qualche maniera vince Forest al secondo, molto vicini Febe Waiselle di dentro e Flash Mark al largo. 36 ad arrivare, 1,17,6 ragguaglio cronometrico per il successo di Forest. Roberto Vecchione in salchi e all'immediato raddoppio sempre per il Team Elert, questa volta per la Titan Stable, il successo è il numero 2 dello schieramento. Retta d'arrivo che è stata fatale a Favela Ferm e a Francesco Pax. Forest che invece passa il palo di trotto nei confronti di Febe Wise, L che prende il secondo posto, al terzo Flash Mark.